Incontro presso il prestigioso teatro Tullio Serafina Cavarzere giovedì 24 ottobre sul tema robotica e domotica, quali sistemi e quali professionalità per i nuovi scenari produttivi. Presenti ragazze dell'Istituto Marconi, classe prima e seconda, nonché le classi quinte dei vari indirizzi. Ascoltiamo l'intervento del dottor Gianni Piotti, fondatore di Digital Meet. Intanto chi fa le lauree informatiche o il nuovo ITS digitale che si chiama Mario Volpato, ce n'è uno in Veneto, al 94%, pensate quasi tutti, ha già un posto di lavoro prima di finire l'ultimo anno di scuola. Quindi sicuramente le professioni del digitale, dell'informatica eccetera sono cattive, chiamiamole così. Ma vi do un dato: in Europa si stima, non spaventatevi, che si perderanno per via dell'intelligenza artificiale qualcosa come 20 milioni di posti di lavoro. E questo è il dato che ci dà l'Unione Europea. Ma ci sono dall'altra parte tutta una serie di professioni che si stanno sviluppando, chi si occupa di data scientist, chi si occupa di cyber security, chi si occupa di robotica, chi si occupa di addirittura agricolture verticali, chi si occupa di designer di realtà virtuale, che sono i nuovi architetti che usano la realtà aumentata, per esempio, chi si occupa di benessere digitale, tutta la parte della salute, tutta la parte del termale, tutto il benessere della persona, insomma un'infinità di occasioni, e questo lo dico a voi ragazzi, perché vi danno la possibilità del lavoro del futuro. E grazie a questo la mia scommessa che metto qui sul tavolo, poi andremo a verificarla fra un po' di tempo, è che i 20 milioni ne arriveranno altrettanti con nuove professioni e addirittura saranno più dei 20 milioni persi. Quindi io ho estrema fiducia, come è stato per tutte e quattro le rivoluzioni industriali che ci sono state nel mondo. Ogni rivoluzione industriale ha gettato scompenso, vi dico solo questa. Una volta c'erano le carrozze, i punti di posta in cui venivano cambiati i cavalli, eccetera. Quando arrivò il treno, le prime volte, le persone si spaventarono, perdo il lavoro, qui c'era la locanda, qui c'era l'attacco dei cavalli, eccetera, era un punto di riferimento, adesso mi spazza via questa cosa nuova che si chiama treno. La rivoluzione dell'arrivo del treno a vapore fu una rivoluzione che creò nuovi posti di lavoro. Lo stesso può essere quando nacque l'ultima rivoluzione industriale, il 4.0 come lo chiamiamo noi. Io vi invito a guardare con estrema fiducia al futuro. Sicuramente il digitale, lo sforzo nostro è, come ho detto fin dall'inizio, subito per mettere i puntini sulle i, di stoppare tutti gli episodi, le cose negative. Però alla fine il digitale ci porta sicuramente più positività che negatività.